paracadute vicino all'aeroporto Ferrarin di Thiene, un 64enne di Savazzano Dentro è morto dopo il ricovero all'ospedale di Vicenza, fatale probabilmente il forte vento. Parla il difensore di Angelica Hutter, accusata della strage di Santo Stefano di Cadore, in libertà vigilata, si trova in una struttura e si sta curando, spiega, rischia fino a 7 anni di condanna per ciascuna delle 3 vittime. Alberi in strada a causa di una frana, auto si schianta e prende fuoco, è accaduto a Schio, immediato l'intervento dei vigili del fuoco, la circolazione è stata temporaneamente interrotta. Grande commozione a Colle Umberto per la storia d'amore e di dolore di Alberto e Greta, che si sono uniti in matrimonio pochi giorni prima che una tragica malattia si portasse via il giovane sposo. In tutto il Veneto oggi è stata una giornata di sciopero degli addetti alla grande distribuzione organizzata, adesione massiccia da parte dei lavoratori arrivata al 100% in un supermercato di Conegliano. Il nucleo tutela animali della polizia locale di Padova ha scoperto ben 47 gatti privi di acqua, cibo e luce in un appartamento di Corso Milano, denunciato una 50enne. Da domani sera alla mezzanotte di martedì nuova allerta meteo per le abbondanti precipitazioni in arrivo, a decretare il rischio idrogeologico per la fascia prealpina e la protezione civile regionale. Domani mattina dalle 10 appuntamento in diretta su Antenna 3 per la Santa Messa di Pasqua dalla Basilica di San Marco, presieduta dal Patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione regionale dei nostri telegiornali. In primo piano la tragedia che si è consumata a Thiene, un precipitato con il paracadute vicino all'aeroporto Ferrarin di Thiene. La vittima è un 64enne padovano morto all'ospedale di Vicenza. Precipita con il paracadute e muore. Tragedia a Thiene, dove a perdere la vita è un padovano 64enne di Selvazzano Dentro. È quasi mezzogiorno quando, costretto a un atterraggio di fortuna accanto all'aeroporto Ferrarin, forse a causa del forte vento, finisce in un terreno agricolo vicino. In un primo momento sopravvive all'impatto. Viene lanciato l'allarme al 118. I medici e gli infermieri, accorsi sul posto, soccorrono il paracadutista che appare subito gravissimo. Il ferito viene trasportato con l'Eli Soccorso di Verona al San Bortolo di Vicenza in codice rosso, ma poi purtroppo non ce la fa e muore in ospedale. Ancora in corso gli accertamenti per verificare la dinamica del tragico incidente. Il punto adesso sul caso di Angelica Hutter, la donna responsabile della strage di Santo Stefano di Cadore. Ci spiega tutto in un'intervista esclusiva rilasciata al collega Fabio Fioravanti, il suo avvocato difensore. Tecnicamente la Hutter rischia fino a 7 anni di condanna per ciascuna delle 3 vittime. Avvocato, oggi Angelica Hutter come sta? Allora, oggi Angelica Hutter sta meglio, nel senso che l'ho vista anche in occasione dell'udienza, di un'udienza che si è svolta ieri nel Tribunale di Belluno, e ho visto che sicuramente si è ripresa rispetto allo stato in cui si trovava, perché a mio avviso hanno accertato la malattia di cui la stessa soffre e hanno iniziato una cura, una terapia tale da far sì che l'Angelica si possa riprendere da queste problematiche. Dove si trova adesso? Adesso si trova in una struttura protetta. È stata applicata da parte del magistrato la libertà vigilata e si trova in una struttura protetta proprio per seguire questo percorso di riabilitazione, di cura e per venire fuori evidentemente da questo stato in cui si trovava precedentemente. Invece qual è il percorso giudiziario? Il percorso giudiziario adesso prevede... Adesso innanzitutto è cessata la misura cautelare che era stata applicata precedentemente e gli è stata applicata una misura di sicurezza, appunto la libertà vigilata. E adesso i prossimi passi, presumo che dovrà fare il pubblico ministero, saranno la fissazione dell'udienza preliminare. Innanzitutto la notifica dell'avviso di garanzia e con la conclusione delle indagini e successivamente la fissazione dell'udienza preliminare. Tecnicamente può essere condannata a una pena detentiva? È ovvio che sulla scorta della perizia che è stata depositata da parte del collegio peritale nell'ambito dell'accertamento tecnico che è stato disposto,
può essere evidentemente processata e come tale potrà essere ovviamente condannata. Noi dal canto nostro sosteniamo che invece la stessa fosse in stato di incapacità di intendere e di volere e che conseguenzialmente a nostro modo di vedere non possa essere condannata proprio perché manca l'imputabilità. Si chiama Massimo Galletti, il 64enne di Caselle di Selvazzano Dentro, che è precipitato con il paracadute vicino all'aeroporto di Thiene, di cui vi abbiamo dato conto proprio in apertura di telegiornale. E restiamo con la cronaca nel Vicentino, con un incidente accaduto a Schio. Una vettura si è schiantata contro gli alberi caduti a causa di una frana, l'auto poi ha preso fuoco. Schio, vigili del fuoco in azione in Contramazzeghe per l'incendio di un'auto finita contro degli alberi caduti lungo la strada a causa di una frana. Illeso il conducente. I pompieri arrivati dal locale di staccamento hanno spento con la schiuma le fiamme dell'utilitaria. La strada, a causa del movimento franoso, è stata interrotta. Sul posto gli agenti della polizia locale e di viabilità. Morto a 40 anni dopo 2 dimissioni del pronto soccorso. 2 medici dell'ospedale di Schiavonia rischiano il processo per omicidio colposo per i fatti legati alla morte di Andrea Naliato, camionista di Arre, deceduto nel 2022 per un aneurisma. Era morto dopo l'ennesimo malore. Prima era stato visitato ben 3 volte, la prima volta dalla guardia medica e poi 2 volte in pronto soccorso. Andrea Naliato, autotrasportatore di Arre, era deceduto il 4 novembre del 2022 per un aneurisma. 4 giorni prima era stato visitato da 2 medici del pronto soccorso di Schiavonia che lo avevano dimesso dopo 2 tacche e la prescrizione di farmaci per abbassare la pressione. L'uomo però continuava ad accusare forti dolori alla testa. A distanza di 1 anno e mezzo i 2 medici dell'ospedale di Schiavonia sono stati indagati per omicidio colposo e rischiano il processo. Secondo il pubblico ministero, che dovrebbe chiedere il rinvio a giudizio, i 2 professionisti avrebbero concorso alla morte del 40enne che dopo le 3 visite si era accasciato davanti alla moglie ed era deceduto dopo l'ultimo ricovero in ospedale a Padova a seguito dell'aneurisma. La procura ha studiato soprattutto il referto dell'angiotac eseguito dal medico radiologo che risulta indagato e a cui viene contestata un'errata diagnosi. Il dottore non aveva considerato una nuova rivalutazione nonostante le cefalee e la pressione alta e il 40enne era stato dimesso con un codice bianco. Quasi 3,5 kg di hashish e marijuana sono stati sequestrati dalla squadra mobile di Padova in un'operazione antidroga. Un pusher, nel tentativo di sfuggire all'arresto, è rimasto ferito. Stava cercando di scappare con un etto di eroina e quasi 1.000 euro in tasca a provento dello spaccio il 30enne tunisino che è rimasto ferito scavalcando il cancello di un'abitazione a Padova. L'arresto rocambolesco in via Baruzzi, in zona Mortise. Il pusher, per sfuggire alla polizia, si è procurato un taglio alla coscia che è stato medicato dagli agenti che l'hanno fermato e poi portato in carcere nonostante le minacce dei suoi compagni. Il bilancio dei controlli antidroga della squadra mobile di Padova in vista del weekend delle festività pasquali ha portato al sequestro di oltre 3,5 kg di hashish e marijuana. In carcere oltre al 30enne tunisino, un connazionale di 41 anni pregiudicato e irregolare, un 38enne padovano incensurato di Albignasego, ai domiciliari un 59enne italiano pregiudicato di Fanzolo di Vedelago, mentre altri 3 pusher di strada, un 25enne tunisino e 2 nigeriani di 26 e 29 anni sono stati arrestati in flagranza e sono stati già condannati per direttissima. Altri 850 grammi di hashish sono stati invece ritrovati in via delle Rose, sempre a Padova, dopo la segnalazione di un residente. I panetti erano contraddistinti dalle foto dei calciatori Ronaldo e Buffon. Il sequestro più importante, oltre 1,5 kg di droga, riguarda quello fatto a casa del 59enne trevigiano, controllato a Padova in zona Montà mentre era in auto con 2 amici. Ha consegnato una dose di chetamina sostenendo fosse per uso personale, ma sul suo cellulare continuavano ad arrivare messaggi. Così i poliziotti hanno perquisito la sua auto e la sua abitazione a Vedelago, scoprendo nascosta all'interno di un'intercapedine delle pareti della camera da letto 2 cilindri con i loghi di Scarface e Forza Napoli contenenti hashish. Un altro 1,5 kg, questa volta di marijuana, l'hanno sequestrata dal Vignasego a casa di un 38enne nel suo garage. Un pusher tunisino è stato bloccato a Selvazzano mentre consegnava una dose di cocaina, mentre i 2 nigeriani sono stati bloccati vicino ad un negozio etnico di via Annibale da Bassano. Restiamo nel Padovano, andiamo a Campo San Piero, dove qualcuno ha hackerato il profilo Facebook del parroco di San Marco pubblicando foto oscene.
Ignoti malfattori e per me delinquenti hanno hackerato il mio profilo pubblicando immagini oscene. Ho già provveduto a segnalare a Facebook la rimozione immediata del post. Con questo messaggio sui social, Don Bruno Bevilacqua, parroco di San Marco di Campo San Piero, ha denunciato quanto gli è accaduto proprio nei giorni in cui stavano iniziando le celebrazioni del Triduo Pasquale. Il post con foto pornografiche si era diffuso tra i contatti del sacerdote che hanno segnalato al parroco la violazione del profilo social. Alcuni sconosciuti si sono addirittura proposti di risolvere il problema, ma spesso si tratta di truffatori. Il sacerdote ha immediatamente segnalato l'hackeraggio e si è detto scandalizzato dell'accaduto, ribadendo ancora una volta la massima attenzione all'uso dei social media. La solidarietà a Don Bruno è arrivata da tantissimi parrocchiani. Anche nella Marca trevigiana, come in tutto il Veneto, oggi è stata una giornata di sciopero degli addetti alla grande distribuzione organizzata, grande adesione da parte dei lavoratori arrivata al 100% in un supermercato di Conegliano. Nella provincia di Treviso abbiamo raggiunto un ottimo risultato soprattutto con la Lidl. Oggi la Lidl di Conegliano hanno aderito al 100%, per cui non è stata aperta al pubblico. Un segnale di come per tanti addetti alla grande distribuzione della Marca del Veneto non sia possibile pensare di scambiare un aumento salariale con maggiore flessibilità nei turni di lavoro. Per questo in un sabato di superlavoro in tanti sono rimasti fuori dai loro supermercati con bandiere e striscioni, come a Treviso davanti al panorama delle Stiore. Dopo 51 mesi dalla scadenza del primo e ultimo contratto nazionale di lavoro della distribuzione moderna organizzata, Feder Distribuzione ha deciso di lasciare i lavoratori e le lavoratrici senza rinnovo e senza contratto nazionale. La DMO e le aziende del settore ci propongono di modificare il rinnovo del contratto chiedendoci di scambiare diritti in cambio di salario. Per noi è assolutamente inaccettabile peggiorare le condizioni di lavoro in cambio di aumenti salariali che pensiamo che debbano essere già stati riconosciuti dalle aziende del settore. Noi diciamo che è stata una rottura del tavolo assolutamente strumentale, in quanto gli altri contratti di comparto con Confcommercio, Confesercenti e Coop, che è stato firmato l'altra sera, non hanno trovato ostacoli, quindi dopo un periodo di trattativa abbiamo portato a conclusione di questi contratti. Accordi conclusi dopo mesi di mobilitazioni. Grazie anche alla mobilitazione dei lavoratori e delle lavoratrici del 22 dicembre scorso, importanti aumenti salariali con un aumento di 240 euro lordi mensili nel triennio. Ma quello che impensierisce soprattutto le lavoratrici è la flessibilità d'orario, uno dei principali motivi per i quali la mobilitazione sindacale proseguirà ad oltranza. Sono tante le donne che lavorano all'interno di questo settore e c'è la necessità di rivedere anche attraverso anche la contrattazione di secondo livello la possibilità di conciliare tempi di vita e di lavoro. Oggi ci sono tante richieste di personale perché molti giovani non vogliono lavorare in questo settore, molte giovani, proprio perché hanno difficoltà a conciliare tempi di vita e di lavoro. Nuova azione del coordinamento No Inceneritore Fusina questa mattina in vista della grande manifestazione contro gli inceneritori programmata per sabato 1 giugno a Mestre. Una cinquantina di attivisti si sono radunati nei pressi del vecchio ingresso del petrolchimico e mentre alcuni dipingevano una grande scritta sul muro di cinta ricordando la scadenza della manifestazione, altri esponevano striscioni e cartelli che richiamavano la protesta contro gli inceneritori di Eni, Rewind e Veritas, finalizzati in particolare all'incenerimento di fanghi inquinanti da FAS e altro. L'azione si inserisce in un percorso denso di iniziative verso il 1 giugno che vedrà già la prossima tappa il 6 aprile, sempre a Mestre in occasione della manifestazione regionale in difesa della sanità pubblica. Si accende il dibattito avviato dalla proposta del ministro Salvini di porre un tetto nelle scuole per gli studenti stranieri in classe. A Venezia la CGIL taglia corto e invita il ministro a venire a conoscere la città con la sua multietnicità. Una proposta razzista e figlia di una campagna elettorale. Così Monica Zambon, segretaria CGIL Venezia?
Sì, noi crediamo che questa proposta sia del tutto, come si può dire, fuori contesto, anacronistica, fuori dalla società. Così la CGIL Venezia sulla proposta del ministro Matteo Salvini, avallata anche dal ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara, quella cioè di imporre il tetto del 20% agli studenti stranieri in classe. Salvini dimostra di non conoscere i territori, specie la realtà veneziana e mistrina, con la sua acclamata interculturalità. Per questo lo invitiamo qui. L'invito sempre da Venezia del segretario generale della CGIL. Lo invitiamo a farsi un giro, a farsi una passeggiata in città, a vedere la presenza di moltissime famiglie straniere che sono venute qui per lavorare, che vivono nel nostro territorio. Tra Mestre e Marghera sfiorano quota 50% le lavoratrici di origine straniera occupate in diversi settori, specie come addette nella polizia, negli esercizi alberghieri ed extra alberghieri dati CGIL. Infatti, insomma, questi studenti sono figli di quella che è diventata una classe produttiva molto incisiva rispetto all'economia locale. Non dobbiamo mai dimenticare che questi lavoratori sono i lavoratori che lavorano a Fincantieri, sono le lavoratrici che lavorano negli appalti. Quindi mi chiedo quale sia, come si può dire, il vero scopo di una proposta del genere. Di certo non è una proposta volta a in qualche modo a determinare appunto la questione e a rendere la società sempre più inclusiva e appunto verso il multiculturalismo. Mettere un tetto al numero di studenti significa deportare ragazze e ragazzi a decine di chilometri da casa, facendo ricadere i costi sulle famiglie e incentivando la dispersione scolastica. Concludono i sindacalisti rinnovando l'invito esteso a Salvini. Noi l'aspettiamo, ministro Salvini, ovviamente insomma rispettando gli impegni di tutte le dichiarazioni che lei puntualmente fa. Grande commozione a Colle Umberto e a San Giacomo di Veglia per la storia d'amore e di dolore di Alberto e Greta, che si sono uniti in matrimonio pochi giorni prima che una tragica malattia si portasse via il giovane sposo. Ha vissuto fino all'ultimo, vero, quindi senza vittimismo e con la speranza, con una grande tenacia. Dopo la malattia è stata più forte. Descrive così il sindaco di Colle Umberto, Sebastiano Coletti, l'ultimo tratto del percorso di vita di Alberto Zanchetta, il 31enne che ha coronato il suo sogno d'amore 4 giorni prima che una forma tumorale rarissima lo portasse via alla sua Greta. 7 anni insieme, fatti di tanti progetti, improvvisamente cancellati nel 2022, quando arriva la terribile diagnosi e iniziano una serie di pellegrinaggi in Svizzera, negli Stati Uniti, in Corea. Un percorso compiuto mantenendo tutte le sue attività, dal lavoro nel settore agricolo alla musica, con il gruppo che aveva fondato nel 2012. Che Alberto stesse male lo si sapeva, io lo sapevo che stava male, molto male, anzi che il tempo stava scadendo, però non l'ho mai dato a capire anche agli amici, al gruppo degli amici, perché continuava a essere attivo sui gruppi WhatsApp, così, cioè, fino all'ultimo. Ma la malattia inesorabilmente gli ha imposto il ricovero al CRO di Aviano ed è lì che domenica scorsa Alberto e Greta hanno deciso di sposarsi. Avrebbero voluto farlo in municipio a Colle Umberto, ma è stato lo stesso sindaco a indicare Aviano per lo scambio delle fedi. Avevo capito insomma che il tempo stava stringendo e pertanto ho detto agli uffici: fate tutto con Aviano, che faccia direttamente Aviano. A me personalmente è dispiaciuto non poter celebrare il matrimonio, però era più importante che riuscissero a celebrarlo loro. In poche ore è stato organizzato tutto. Al mattino di domenica sono arrivate le fedi e i fiori e nel pomeriggio i genitori, i testimoni e gli amici più stretti ed infine il sindaco di Aviano che ha unito Alberto e Greta nel reparto di oncologia dell'ospedale friulano. Uno sprazzo di felicità prima che si compisse il tragico destino giovedì scorso. L'ultimo saluto ad Alberto Zanchetta è stato fissato martedì pomeriggio nella chiesa di Menarè per una storia di dolore ma soprattutto di un grande amore che le comunità di Colle Umberto, ma anche di San Giacomo, dove la coppia viveva da qualche anno, difficilmente dimenticheranno. In un mondo sempre più frenetico, questi due ragazzi con la loro storia hanno fermato il tempo. L'economia con i risultati per il 2023 del gruppo ERA approvati dal Consiglio di amministrazione.
Un bilancio 2023 positivo per il gruppo ERA. L'esercizio si chiude con i principali indicatori economico-finanziari in crescita e in anticipo di 3 anni si registra il superamento dei target del precedente piano strategico al 2026. E allora ecco alcuni numeri. Margine operativo lordo aggiustato a 1.494,7 milioni di euro con un più 15,4%. Utile netto aggiustato di pertinenza degli azionisti a 375,2 milioni di euro più 16,5%. Indebitamento finanziario netto in miglioramento a 3.827,7 milioni di euro meno 10% e ancora investimenti operativi lordi per 815,8 milioni di euro più 15%. Tenendo conto dei risultati raggiunti, il CDA ha deciso di proporre all'Assemblea dei soci la distribuzione di un dividendo di 14 centesimi per azione in rialzo di 1,5 centesimi rispetto all'ultimo dividendo pagato. Un quadro complessivo che ha consentito alla multi-utility di proseguire il percorso di crescita industriale, incrementando gli investimenti, cogliendo con successo le opportunità di mercato e continuando a generare valore a beneficio di tutti gli stakeholder. Nel panorama positivo di ERA si inseriscono i risultati e le attività della controllata commerciale East Energy, attiva nella fornitura di energia elettrica, gas naturale, soluzioni per il risparmio energetico, il fotovoltaico e la mobilità elettrica. In linea con i risultati del gruppo, la SPA ha chiuso positivamente l'esercizio 2023 con un margine operativo lordo al 31/12/2023 di 65,4 milioni più 12% rispetto al 2022 e con investimenti lordi che hanno superato i 22 milioni di euro con un più 115% rispetto al 2022. Incrementato anche il numero dei clienti che supera il 1 milione di contrattualizzazioni, così come aumenta il numero di impianti fotovoltaici e soluzioni. Il nucleo tutela animali della Polizia Locale di Padova ha scoperto ben 47 gatti privi di acqua, cibo e luce in un appartamento di Corso Milano. Le bestiole sono state salvate, sono state affidate alle cure dei veterinari dell'Esercito e dalle volontarie dell'associazione Bazoo. Odori nauseabondi si erano diffusi in tutto il palazzo di Corso Milano a Padova, quando però un gatto è precipitato dalla finestra del quinto piano e i residenti dello stabile non hanno potuto che allertare la polizia locale per denunciare le condizioni igieniche precarie in cui versava un appartamento di proprietà di una cinquantenne. Quando gli agenti del nucleo tutela animali della polizia locale di Padova sono entrati nell'abitazione con i medici veterinari dell'Esercito, hanno trovato ben 47 gatti, alcuni anche appena nati, tutti malnutriti. L'appartamento era sporco e maleodorante. I felini, senza acqua e cibo, girovagavano tra escrementi e immondizia nelle stanze chiuse e completamente buie. Tutti i gatti sono stati portati all'ospedale veterinario universitario didattico di Legnaro per le prime cure, dalle quali sono emerse molte patologie di natura neurologica, polmonare e cutanea, molte irreversibili, tanto da portare alla cecità di alcune bestiole. Gli agenti si sono quindi recati nel quartiere Mandria, dove risulta residente la cinquantenne. Anche in quel caso l'abitazione era sporca e maleodorante e vi erano presenti dei gatti. Il Comune di Padova ha messo a disposizione una struttura dove poter ricoverare i felini durante il periodo di sequestro per poter essere curati e accuditi. Dall'indagine è emerso che molti degli animali erano stati prelevati da colonie e accumulati all'interno dell'appartamento. La cinquantenne è stata denunciata per maltrattamento di animali. Da questo pomeriggio il meteo regionale prevede varie fasi di precipitazioni intervallate da qualche parziale pausa. La fase più intensa si verificherà tra la serata di domani e il primo pomeriggio di lunedì. Quantitativi complessivi abbondanti di pioggia sulle zone prealpine e sulle Dolomiti, precipitazioni più discontinue e meno abbondanti sulla pianura centro-meridionale. Domani mattina dalle 10 appuntamento in diretta su Antenna 3 per la Santa Messa di Pasqua presieduta dal Patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia. Domani mattina le nostre telecamere porteranno ancora una volta nelle vostre case in diretta la celebrazione dalle ore 10 della Santa Messa di Pasqua nel solenne pontificale del mattino dalla Basilica Cattedrale di San Marco a Venezia, presieduto dal Patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia.
una Pasqua di Risurrezione che come segno particolare porta quest'anno in dono anche l'attesa per la visita di Papa Francesco, prima a Venezia e poi nelle altre terre del nord-est, Verona e Trieste. Che Pasqua è per lei, per Venezia, anche penso all'arrivo del Santo Padre tra pochi giorni. È una Pasqua come le altre perché celebriamo tutti gli anni la gioia della risurrezione. È una Pasqua diversa da tutte le altre perché attendiamo con gioia la venuta del successore di Pietro. Nella Basilica di San Marco domani è facile attendersi tra i turisti fedeli da varie parti del mondo, per questo alcune preghiere saranno recitate in più lingue. Ma una Pasqua che non può prescindere dal desiderio di pace e dal delicato momento internazionale che stiamo vivendo, come lo stesso Patriarca ha ricordato qualche giorno fa all'infiorato nel piazzale ferroviario di Santa Lucia. Bisogna pensare la pace quando si è ancora in pace. E Venezia è questo simbolo tra Oriente e Occidente. Le sue chiese, i suoi edifici, la sua storia parlano di questa capacità di unire l'Oriente all'Occidente. Unde origo inde salus. L'origine è un sì di una donna. Appuntamento dunque su Antenna 3 con tutti voi domani mattina dalle ore 10 dalla Basilica Cattedrale di San Marco. Torna l'ora legale stanotte, esattamente alle 2 scatterà il cambio dell'ora, le lancette degli orologi si dovranno spostare in avanti di un'ora, l'ora di smartphone, tablet, computer e di qualsiasi dispositivo connesso a internet si aggiornerà automaticamente. È tutto, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per averci seguito e da parte mia una buona Pasqua. Cooperativa Agricola Volpago offre carni fresche e selezionate di prima qualità, senza uso di antibiotici, direttamente dagli allevamenti locali dei nostri soci allevatori. Bentrovati al meteo. Pasqua con il maltempo, una perturbazione atlantica infatti raggiunge il nostro territorio. Vediamo il dettaglio di domenica. Sul Veneto tempo variabile, avremo locali schiarite inizialmente, poi specie nella seconda parte della giornata sarà più alta la probabilità di precipitazioni da sparse a diffuse anche a carattere di rovescio. Le temperature saranno in calo, minime tra 9 e 11 gradi, massime tra 14 e 18 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso sarà più asciutto al mattino, a seguire piogge intermittenti, anche abbondanti e localmente dei temporali forti. Temperature minime tra 10 e 12 gradi, massime sui 15-17 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove saranno possibili annuvolamenti intensi accompagnati da rovesci, soprattutto nel pomeriggio e nel corso della serata. Temperature minime sui 7-8 gradi, massime intorno ai 13-15 gradi. L'aggiornamento meteo per ora termina qui. A tutti voi gli auguri di una serena Pasqua. Cooperativa Agricola Volpago offre carni fresche e selezionate di prima qualità, senza uso di antibiotici, direttamente dagli allevamenti locali dei nostri soci allevatori.